Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre! Prima della partita contro l'Hellas Verona, Antonio Conte ha commentato la partita a DAZN. Quello che non ci ha mai deluso nelle ultime partite è l'atteggiamento, e deve essere corretto anche stasera. Mancano poche partite a questo campionato e dobbiamo mantenere questo atteggiamento. La volontà e la determinazione non sono in discussione. 2 cambi sulle fasce? Ho fatto i cambi perché, prima della partita contro l'Atalanta, Mazzocchi e Gutierrez si sentivano meglio fisicamente. Abbiamo investito più energie nella squadra nelle ultime settimane. Anguissa. Non so quanto tempo ci vorrà, ma il suo ritorno in gruppo è sicuramente importante per la sua fiducia e autostima. È stato lontano per più di 3 mesi. Non sono i nomi che giocheranno, ma quelli che mi danno più garanzie. Stiamo giocando per il nostro futuro e per la competizione a cui andremo incontro. Come ben sapete, cerco di scegliere i giocatori migliori perché nessuno possa farsi male. L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro l'Hellas Verona, decisa dal suo gol nei minuti di recupero. Sono contento per la squadra. Peccato per il gol subito, ma abbiamo portato a casa i 3 punti. Sono stati mesi difficili, a livello personale. Il calcio mi ha dato tanto, e perdere mio padre come è successo a me è molto difficile. Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per il Napoli, che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui, ero morto. Quest'anno è stato difficile, ma dobbiamo puntare in alto. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Ti è piaciuta la partita di oggi? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!